Un bellunese su tre ha un reddito sotto i 15.000 euro e allarme povertà. Apriamo con questa notizia l'edizione di oggi di Edicola Belluno, l'edizione di lunedì 3 novembre 2025, notizia che troviamo a pagina 14 del Corriere delle Alpi. L'indagine di Adico sulle dichiarazioni dei redditi 2024 a Zoppè il 59% dei residenti vive con 6.000 euro all'anno. L'approfondimento a firma di Paola Dallanese. Se fino a 20 anni fa avere un lavoro era sinonimo di vita dignitosa, ora con il salario che ti permetteva di avere l'auto, una casa, una famiglia ed era un modo riconosciuto per fuggire la povertà, oggi molte persone pur lavorando sono povere. Stiamo parlando di persone che pur avendo un lavoro portano a casa un salario di appena 1.000 euro per giungere a un reddito annuo al di sotto dei 15.000, una somma che oggi non permette di arrivare alla fine del mese. Gli aumenti della spesa alimentare, delle bollette e dei costi per la casa, affitto, mutuo e spese condominiali infatti impongono salari che superano i 1.500 euro netti al mese. La situazione è molto critica e anche in un territorio come quello bellunese, dove insistono imprese importanti che assicurano lavoro alla maggior parte dei residenti e non solo, e dove il tasso di disoccupazione è tra il più basso del Veneto, alla fine la povertà è una realtà che spesso viene coperta dalla vergogna delle persone che preferiscono rinunciare a curarsi, a mangiare o a cercare dei prestiti da società finanziarie piuttosto che chiedere aiuto a parenti o anche alle strutture sociali comunali deputate a questo scopo. Nel bellunese, in base ai dati Istat elaborati da Adico relativi alle dichiarazioni 2024 sui redditi 2023, emerge un elemento inquietante: un lavoratore su tre, vale a dire oltre 46.000 persone, vive con redditi di fame. Guardando i vari comuni, la situazione limite è a Zoppè di Cadore, qui il 59% dei residenti ha un reddito annuo che arriva appena a 6.000 euro, il che significa a meno di 400 euro al mese di salario. E in questa pagina troverete anche i redditi da lavoro povero suddivisi per comune, ovviamente riferiti alla provincia di Belluno. La percentuale di contributi sotto i 15.000 euro vede in questo caso Agordo con il 23%, Alleghe con il 33%, Alpago con il 29%, Alsè con il 35%, Auronzo con il 33%, Belluno con il 25%, Borca di Cadore con il 31%, Calalzo di Cadore 25%, Canale d'Agordo 25%, Cenceniga Gordino 27%, Cesio Maggiore 30%, Chies dal Pago 30%. Tutti i comuni li trovate a pagina 14 del Corriere delle Alpi, in questo speciale dedicato appunto alla situazione, all'indice di povertà presente in provincia di Belluno. Un bellunese su tre ha un reddito sotto i 15.000 euro e allarme povertà. Questo il titolo dell'articolo a firma di Paola Dallanese. Ma diamo uno sguardo ai titoli presenti sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano presente sulla prima pagina è la seguente, notizia che interessa il turismo. Il turismo punta sulle bici. Nel bellunese il primo obiettivo è il completamento delle piste, poi i servizi. Burigo, cancelleremo i punti neri e collegheremo i vari tracciati. Il consorzio BIM stanzia 6 milioni per le ciclabili, vogliamo 150.000 appassionati ogni anno. Se la ciclabile Monaco-Venezia richiama 60.000 appassionati a stagione, la Valbelluna e il resto della rete provinciale cubano almeno 40.000 passaggi. Vuol dire che il cicloturismo tra il 2026 e il 2027 potrà arrivare a quota 150.000. Lo ritiene anche Gianni Burigo, che non è solo sindaco di Soverzia nel crocevia delle grandi reti della provincia, ma anche delegato del BIM per questa nuova forma di turismo. Il consorzio, si sa, ha stanziato 6 milioni di euro per la sistemazione delle piste ciclabili. L'approfondimento di Dalmas lo troverete a pagina 16. Ed ecco la notizia invece con cui abbiamo aperto questa edizione di Edicola Belluno. Lavoro è povero, un residente ogni tre guadagna meno di 1.000 euro, l'allarme di Adico: bisogna aumentare il salario, le famiglie non ce la fanno, i talenti bellunesi fuggono altrove. L'articolo di Dallanese a pagina 15. A Feltre la fiera di San Matteo, anno super per vino e miele, l'agricoltura in passerella, il settore agricolo nel bellunese resiste, anzi è intenzionato a rilanciarsi, tanta fiducia durante l'antica fiera di San Matteo. L'approfondimento a pagina 21. Vietina firma questo articolo a pagina 19, export, l'occhiale guarda al Brasile, strategie mirate per i prezzi, una delegazione di Anfao con il bello e ben fatto del Made in Italy, costruiremo un'offerta calibrata. La foto di copertina: studio sulle Dolomiti dell'Università di Rovereto, il cambiamento climatico influisce sulla flora, sempre più in alto, record di quota per 40 piante. Vediamo in questo scatto la studiosa dell'Università di Rovereto durante la campagna di rilevazione sulle Dolomiti, l'approfondimento a pagina 18.
Paralimpiadi, il portabandiera De Silvestro, un orgoglio rappresentare tutta l'Italia. L'atleta di San Vito, protagonista della cerimonia inaugurale di Verona, l'approfondimento di Tancona, pagina 17. E il Corriere delle Alpi ci ricorda che mancano 95 giorni alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Richiamo dalla prima pagina del Corriere anche riferita allo sport, la riscossa del Belluno Volley, Serie A3, Mantova battuto 3-1 nel big match. Il Belluno Volley dimentica in fretta la battuta d'arresto di Trabaseleghe e fa esultare la VHV Arena, superando in 4-7 il Gabbiano Mantova nel big match di giornata. Una prova abbastanza convincente è quella dei ragazzi allenati da Marzola, che hanno avuto solamente un calo di concentrazione alla fine del terzo set. Ora il turno di riposo del prossimo weekend, poi un'altra sfida importante a Reggio Emilio, l'approfondimento di Pasuk da pagina 26 a pagina 27. Sempre per quanto riguarda il Veneto, legge 104 per 55.000 veneti, permessi e congedi straordinari, l'approfondimento di Rigo a pagina 2 e a pagina 3. Impresa del Pharma Nord-Est, raddoppio nel giro di 10 anni, il Nord-Est Economia nell'inserto centrale che troverete sempre in questa edizione del Corriere delle Alpi. Dal Corriere delle Alpi passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia in primo piano interessa un fatto di cronaca giudiziaria. Mia mamma abusata da quell'uomo, badante al lavoro nonostante la condanna per stupro, la rabbia della figlia di una delle vittime. Mi si è gelato il sangue, l'articolo di Moranduzzo a pagina 3. Quando ho letto che Davide Barresi aveva trovato lavoro come badante, mi si è gelato il sangue. È inammissibile che questa persona sia ancora a contatto con degli anziani. Quello che è successo a mia mamma è una cicatrice che rimarrà. Le istituzioni devono fare qualcosa, dobbiamo proteggere i fragili. La voce della donna è ferma mentre esprime i suoi pensieri punto per punto. Lei è la figlia di una delle vittime di Davide Barresi, 56 anni, di Catania, condannato a 8 anni per maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti di 8 anziane, commessi in quella che è ormai nota come la casa di riposo degli orrori di San Donà di Piave. La donna è impallidita vedendo ciò che era accaduto a una famiglia della provincia di Belluno. Non deve succedere una cosa simile, ma queste agenzie non fanno controlli? Dovrebbe essere obbligatorio chiedere il casellario giudiziario. La foto di copertina, Belluno, folla sul Neve Gala alla presentazione della biografia. Il mito di Ghedina non muore mai. Attorniato dai giovani dello Sci Club Limana, ecco Ghedina sabato al filo Neve Gala, l'approfondimento a pagina 2. E rimaniamo nel capoluogo, Belluno, 2 giorni da incubo sul ponte Bailey. Il ponte Bailey finisce sotto i ferri e per 2 giorni, l'11 e il 12 novembre, sarà percorribile solo a metà, vale a dire a senso unico alternato. Qualche disagio al traffico sarà inevitabile, ma per mantenere operativo il passaggio sul Piave, diventato ormai imprescindibile, non si può fare altrimenti, tanto più che Palazzo Rosso ha ottenuto la proroga della scadenza di vita tecnica dell'impianto fino a fine dicembre 2027. L'approfondimento di Damiano Torben a pagina 5. E sempre per quanto riguarda la viabilità, Alemagna, vertice in prefettura, ieri nuova chiusura. Pioggia scrosciante, ieri sera l'Alemagna è stata chiusa, l'accumulo di precipitazione ha fatto scattare i semafori a San Vito, anche se non risultavano movimenti franosi in atto. Intanto stamattina è previsto un vertice in prefettura per fare il punto su Croda Marcora e nello specifico sul materiale che è sceso dalla montagna nel corso dell'estate. Una quantità enorme che è stata in parte composta sulla scogliera a bordo strada, in parte utilizzata nei lavori della vicina, costruendo la variante alla statale di Alemagna. Si quantificano 20.000 metri cubi di materiale per questo scopo. L'approfondimento di Bolzonello a pagina 8. Feltre, Fiera di San Matteo, il meteo capriccioso non blocca la partecipazione della gente. Il maltempo non ha fermato l'antica Fiera di San Matteo, nonostante la pioggia caduta. Sono numerose le persone che hanno deciso di fare una passeggiata in centro storico a Feltre per ammirare gli stand dei prodotti agricoli e di artigianato del territorio e per fare anche degli acquisti. L'approfondimento di Scarton a pagina 6. Anche il Gazzettino di Belluno dedica spazio al successo del Belluno Volley, alla VHV Arena. È tutta un'altra storia, pronto riscatto dei rinoceronti, battuto 3-1 il Mantova. E altro successo anche per quanto riguarda il mondo del calcio, il Cavarzano fa sul serio, grande 4-2 nello scontro diretto ed è fuga in vetta. Cava protagonista assoluto dell'eccellenza, insidioso sul fronte offensivo, solido dietro, imbattuto. La conferma è arrivata nello scontro al vertice con la Godigese, coincisa con un sonante 4-2 in trasferta. Adesso è fuga in classifica con 4 punti sulle inseguitrici. L'approfondimento lo troverete a pagina 19.
Ancora sport, Aspresiano si scivola per l'umidità, sospesa la partita del Feltre Basket, l'articolo di Magna, pagina 14. Cross in 370 di corsa ronchena per il circuito del CSI, Cavaret firma questo articolo a pagina 17, Lazzarini invece a pagina 18 scrive questo articolo: calcio, Dolomiti sfida all'Ospitaletto in un Monday Night delicato. Ennesimo posticipo in notturna in una partita che potrebbe consentire ai bellunesi, in caso di successo, il salto di qualità. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.